Sardegna Motor News, Claudio Chessa, secondo classificato della classe sport oggi qui alla Lanusei. Claudio, una prima manche molto combattuta. Sì, molto combattuta, la verità un paio di cadute, qualche problema in partenza, abbiamo avuto uno scontro ma nulla di che, poi qualche piccolo problemino con i doppiati, una cosa e l'altra, ci siamo toccati con Azzara ma nulla di che, non è una cosa voluta. Ricordiamo che Azzara stava per superarti, o stava cercando di superarti. Sì, cercando di superarmi, però a un certo punto curva. io ho chiuso la mia traiettoria, lui mi ha centrato e è andata peggio per lui, ma sono cose che possono succedere in pista senza nessun rancore. Perfetto. Comunque, seconda manche? Seconda manche ero primo di classe e pì quasi alla fine Nino, con cui mi sto giocando la classifica, Nino Niedu esattamente, è riuscito a passarmi alle ultime curve, però siamo arrivati lì insieme, diciamo, e comunque è stata una bella manifestazione. Dobbiamo ringraziare Michele per questa opportunità che ci dà di fare Michele Soddo della Freebike, da amatori, diciamo, sportivi, ecco, nel senso che è andata bene, diciamo, ho mantenuto la testa della classifica, diciamo, anche arrivando secondo oggi, ma insomma diciamo che porteremo avanti il nostro progetto, speriamo di vincere il campionato quest'anno a 40 anni. Prossimo appuntamento domenica a Castiadas. Esattamente, una pista che non abbiamo mai visto, comunque cercheremo di difendere il nostro punteggio più possibile, ecco, nel senso che speriamo di continuare così. La pista di Castiadas è un terreno molto sabbioso, come ti troverai lì? Perfetto, noi spesso e volentieri giriamo sui terreni sabbiosi, quelli che avevamo prima a disposizione, adesso non abbiamo più grazie agli ambientalisti, però speriamo di fare una bella gara anche lì, che abbiamo un terreno che magari è un po' più congeniale per noi.